Si avviano i lavori di trasformazione dell'ex caserma Prandina in Parco delle Mura di San Benedetto, intervento che avrà una durata di circa 7 mesi per un importo complessivo di oltre 2 milioni e mezzo, articolato in 2 progetti. Il primo riguarda la demolizione di alcuni degli edifici non vincolati rimasti dopo l'abbattimento dei magazzini che delimitavano tutta via Orsini. Il secondo invece entra nel vivo della trasformazione dell'ex caserma in parco. Lavori che inizieranno nei prossimi giorni, avranno una durata di circa 7 mesi e andranno a restituire un'area del quadrante ovest della città, rendendola verde e valorizzandone le mura. Consisteranno nell'abbattimento degli edifici incongrui, quelli che non sono stati ritenuti da vincolare dalla sovrintendenza e meritevoli di stare dentro il parco, e poi però la depavimentazione e la costruzione fisica del parco vero e proprio, che in primavera dell'anno prossimo vedremo realizzato. È un intervento molto significativo, che valorizza le mura storiche, che valorizza la pista ciclabile di via Orsini, che è già stata realizzata, che è già fruibile, depavimentando invece la strada di via Orsini. Insomma, un grande intervento per la città, atteso, e soprattutto vedranno i cittadini che si aprirà progressivamente per l'utilizzo dei cittadini stessi.